Il tema del Prošek è stato di estrema attualità e anche acceso il dibattito. A che punto siamo con questa questione? Beh, è un momento delicato, sono state presentate le memorie difensive da parte del governo italiano, abbiamo tutto il Parlamento all'unanimità, il ministro Patuanelli, il sottosegretario Centinaio, ma tutte le associazioni di categoria hanno presentato queste osservazioni all'Europa e adesso siamo in attesa della decisione da parte della comunità europea sul non riconoscimento del Prošek quale tipologia di vino riconosciuto. Questo a noi non va assolutamente bene, noi abbiamo il Prosecco, sul Prosecco abbiamo fatto dei grandissimi investimenti, è cresciuta la nostra economia e quindi assolutamente non vogliamo che qualcun altro venga a copiarci questa nostra eccellenza del territorio. Da più parti però è cresciuto anche l'allarme sulla possibilità o comunque il rischio che anche altri prodotti vedano un riconoscimento come è avvenuto con il Prošek. Ci può spiegare meglio questo tema? Sì, la richiesta del Prošek secondo me ha aperto una strada anche ad altri riconoscimenti e questo non deve assolutamente succedere. Noi abbiamo un'identità culinaria che è eccezionale, abbiamo il Made in Italy, abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo le nostre eccellenze tra DOP, CG e tutte le DOC, DOCG del vino, abbiamo quasi 1000 eccellenze nel nostro territorio. Immaginiamoci se iniziano a copiarcele tutte quante. Già l'Italian Sounding ci costa 100 miliardi di euro, non possiamo assolutamente cedere neanche un millimetro da nessuna parte, dobbiamo assolutamente difendere le nostre tipicità. Il momento è un momento delicato. L'Europa che da una parte ci dà una mano con i soldi del PNRR, dall'altra però vedo che ci sta mettendo sotto pressione enormemente, anche con il riconoscimento di un qualcosa che non ha nulla a che vedere con la nostra cultura alimentare. Noi abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo i nostri bellissimi e buonissimi cibi da gustare. Ultimamente è stato riconosciuto le larve della farina da parte dell'Europa, qualcosa che neanche mentalmente riusciamo a percepire, 2 settimane fa sono state riconosciute le cavallette come cibo da fare come snack, solo a pensarci mi viene male. Questo non ha nulla a che vedere con la nostra identità alimentare. Noi siamo abituati a mangiare cibo sano, il cibo dei nostri padri, il cibo dei nostri nonni. Lo dobbiamo continuare a difendere anche perché se in Europa siamo il paese più longevo, cioè siamo quelli che viviamo più di tutti gli altri paesi europei, forse perché mangiamo bene e sicuramente gli insetti non ci servono assolutamente a nulla. E sul tema appunto di ambiente e agricoltura si è parlato tanto anche della flavescenza dorata che sta facendo non pochi danni. A quanto montano questi danni? Ma è difficile quantificare i danni reali da parte della flavescenza dorata, sicuramente è molto pericolosa, ci fa molto paura perché siamo riusciti a bloccarla ma non a sconfiggerla definitivamente. Per questo motivo abbiamo aperto un affare assegnato in Commissione Agricoltura, significa che ne stiamo parlando, è un'indagine conoscitiva, ma soprattutto abbiamo fatto, e qui siamo a Cerletti e Conegliano, abbiamo fatto una bellissima alleanza, se così vogliamo definire, un'alleanza per combattere la flavescenza dorata assieme al CREA, il Centro di Ricerca dell'Agricoltura, sia a livello nazionale che a livello regionale, e assieme al Cerletti stanno studiando i nostri ricercatori su come riuscire a sconfiggere questa malattia.